Si può essere, come dire, avversari politici e restare amici come con Tosi, insomma, in questo caso? Ma io direi di più che si deve, cioè io non ho mai fatto del dibattito personale e aziendale e di lavoro una questione personale. Chi fa così vuol dire che non c'ha la testa che gli funziona. Penso che 162.000 disoccupati sono una cosa molto più nobile che sta qui a occuparmi di queste cose. Prima ha aperto il faldone delle nuove fatture arrivate e portate da Ingegnere Vernizzi. Che novità ci sono da questo punto di vista per il nucleo interno della regione? Beh, questo è il primo faldone che arriva al nucleo. Ingegnere Vernizzi onestamente con molta celerità ha voluto addirittura anticipare i tempi, mi ha portato già la relazione con le famose fatture e dopodiché vedremo anche nelle altre società della regione se ci sono altri esempi del genere e alla fine si tirerà una somma, ma lo farà il nucleo ispettivo interno che ho costituito. Incontrerà queste persone che sono qui fuori? Sono sempre stati incontrati dal mio assessore Coletto, che non mi risulta che sia l'ultimo uomo in regione, ma è l'assessore alla sanità che è il diretto interlocutore e che è colui che si occupa dei budget. Li incontro volentieri oggi perché comunque c'è questa, come si può dire, questa coincidenza che sono qui e se sapevo che venivano magari evitavo anche di farli attendere così tante ore, ma del resto c'è una fila di persone che ha fissato appuntamento e mi sembra corretto dar prima la precedenza a chi ha gli appuntamenti. Ha incontrato dei cinesi prima qui, ha detto che insomma devono darsi una regolata. Ha incontrato il console generale cinese e gli ho detto che noi abbiamo un buon rapporto con i cinesi, l'importante è che stiano al posto loro, cioè che rispettino le leggi e che non ci portino porcherie sui nostri territori. Il console è d'accordo su questo, nel senso che dice che ha sempre voluto parlare alla comunità veneta dicendo che c'è questa massima attenzione da portare avanti. Lo sporamento del patto, siete già d'accordo a farlo come macro regione o solo un diretto? Ma ne stiamo parlando in queste ore, ma comunque la vera sfida è che il patto di stabilità l'unica soluzione che ha è ad essere sforato. Io l'ho detto in 100.000 modi che non mi occupo di segreterie di partito, di queste cose. I veneti hanno bisogno di un governatore a tempo pieno e ce l'hanno. Presidente, scusa, prima hai detto che Grillo riuscirà a portare a casa qualcosa a farli tirare. Magari la Presidenza del Consiglio. Ma magari un governo lo meritiamo oppure no, secondo te? Beh, secondo me sì, la mia è una considerazione personale che va al di fuori di tutti i giochi di ragionamenti di partiti. Dico che incontro cittadini che sono letteralmente disperati da questa situazione. I cittadini non vogliono tornare a votare, vogliono che comunque qualcuno prenda in mano la situazione, faccia una nuova legge elettorale, faccia quantomeno quelle dotazioni minimali di scelte governative che permettano di andare eventualmente a una nuova convocazione elettorale con serenità. C'è un partito che dice di aver vinto le elezioni, dimostri anche di aver vinto le elezioni per governare. Grillo ha chiesto i voti ai cittadini, dovrebbe quantomeno farsi dare un incarico esplorativo. In questo momento ha senso che qualcuno si rimbocchi le maniche e risolva i problemi, perché noi siamo esasperati da questa situazione, ci stiamo ridicolizzando a livello internazionale e i risultati saranno assolutamente di scarsissimo, i risultati saranno sicuramente pessimi se la situazione continuerà così. Comunque a prescindere la Lega starà in minoranza, in opposizione scusa. Ma la Lega, se gli dicessero domani che danno l'autonomia e il federalismo estremo alle nostre regioni e ci danno il 75% delle tasse, questo provvedimento glielo votiamo subito.